pomeriggio amici di Sportiseri, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la quinta giornata del campionato di Serie D, girone B di Palermo. Si affrontano la formazione di casa dell'Iccarense e il Palermo Futsal Club. Guarda la porta la Fiora, cerca il tiro la Fiora e poi deviazione di Suggion ed è vantaggio Palermo dopo soltanto un minuto e mezzo. La tocca Suggion sul tiro di la Fiora. Rapidamente adesso Suggion controvede Palermo. Suggion sul secondo palo, la Fiora carezza la palla e non sbaglia Vito la Fiora. Questa volta l'assist e il gol hanno degli interpreti opposti. Nel primo caso la Fiora inventa gol di Suggion, questa volta è il contrario, 2-0 Palermo. Cerca il tocco sul compagno, poi le finte ancora di Chinnici che va via sulla fascia destra, rientra con sinistro Chinnici, non trova il palo lontano ancora una volta, ma è un Lorenzo Chinnici diverso dallo scorso anno. La potenza offensiva Citarda non ha giocato mai. Intanto Catania, pure questo anticipo, guarda la porta, Catania allarga per Citarda, ma che magia ha trovato Ciccio Catania, poi manda baci anche verso la tifoseria. Citarda non sbaglia ed è 0-3 il risultato. Scalavino allarga, Brunetto apparecchia per Oliveri e poi Giuliano, anche un pizzico fortunato perché prima la tocca con il piede e poi con il petto. Ha avvisato sul primo tempo con Oliveri che in quel caso col mancino aveva cercato la porta, poi intanto Aiello cerca ancora il primo, poi salta di testa, si scontra con Chinnici, poi su John Vivarelli, scontro con lo bianco. Vivarelli se n'è andato, sa. Poi Rabona qui, una magia di Vivarelli, la Fiura per Chinnici, calcio la palla con sinistro, come l'ha presa Lorenzo Chinnici, perfetto, la tocca quel poco che basta e cala il poker, tallonato dalla Fiura, riesce poi a toccarla ma favorisce soltanto su John. C'è Vivarelli dall'altra parte, su John lancia in porta, Vivarelli col destro e finalmente trova anche il gol. Luca Vivarelli, palla perfetta di Suggion, va anche ad abbracciare e con il destro nel suo piede fa 0-5. Chinnici allarga per Catania, la controlla, guarda i compagni centralmente, Suggion e poi buca il portiere, fa 0-6. Ancora una volta secondo assist della partita per Catania e doppietta per Suggion. Direttamente in out, Catania, magia, si allarga, Citarda, vuole il destro, cerca il tiro e la parata prima di Aiello, poi forse la tocca anche Ficarra. Suggion cerca il secondo palo, la tocca Mannino, Suggion ancora apparecchia per Citarda che non sbaglia da lì e fa il gol dello 0-7. Magia ancora una volta di Suggion, doppietta per Vincenzo Citarda. Cone appena entrato, minuto 51 di gioco, mancano 9 minuti alla fine del match, poi Amato e qui si gira benissimo su Dante Vitiello, cerca poi il tiro sotto la traversa, il gol dell'1-7. Meno calciato, questo è un po' strano perché un giocatore come lui cerca quasi sempre almeno un tiro a partita. Vitiello, palla di prima perfetta per Alario ed eccolo il primo gol per Danilo Alario, palla perfetta da parte di Vitiello e fa 1-8. Esterno cerca un tocco su il compagno, Chinnici capisce tutto in anticipo e attacca la porta, Chinnici cerca il secondo palo e gol anche per Mattia Mazzone, gol anche per il classe 2004 ed è 1-9 il risultato. Magia però come sempre di Lorenzo Chinnici, cerca il tocco centrale, spaglia tutto, poi Chinnici va giù all'ario, si continua, Chinnici al centro del campo, col sinistro, Chinnici fa tutto solo e fa tutto benissimo, fa 1-10 Lorenzo Chinnici. Le finte con la suola, poi in mezzatura prova la giocata direttamente dalle parti di Giuliano, fischietto in bocca e triplice fischio da parte di direttore di gara che quindi finisce il match con il risultato di 1-10 per il Palermo Futsal Club che dunque sorpassa in classifica proprio l'Iccarense dopo 62 minuti di gioco.